partirei immediatamente con i saluti delle autorità. Intanto ci presentiamo, io sono Oscar Miotti, vicepresidente dell'Ordine, e poi c'è la dottoressa Gina Barbano, che è coordinatrice della Commissione Sanità e anche della Commissione Deontologica, insomma fa un gran lavoro, lo facciamo assieme. E ecco, noi siamo anche i responsabili scientifici di questo incontro. L'abbiamo pensato insieme in un momento di formazione, abbiamo avuto questa suggestione, ci piaceva il titolo e siamo contenti di avere anche, spero, incontrato la vostra attenzione. Spero anche che incontreremo il vostro desiderio di formazione. Io lascerei la parola alle autorità presenti, però prima vi leggo un comunicato che è arrivato dall'assessore regionale Lanzarin alla sanità, che è il seguente. Egregio Presidente, nel ringraziare per l'invito al convegno che affronterà la tematica della maternità tra il desiderio e il bisogno, in programma per il 14 giugno prossimo, comunico che a causa di impegni già assunti non mi sarà possibile presenziale. Mi preme tuttavia ribadire che l'argomento in discussione è di estrema attualità sia sotto il profilo affrontato in occasione del convegno che come riflesso nella società, nella vita quotidiana di tutti noi, e che per tale ragione deve declinarsi in strategie da intraprendere in futuro, già imminente, dove la popolazione anziana aumenta a fronte di un non pari aumento della natalità. Nell'augurare la migliore riuscita dell'evento, la prego di estendere il mio saluto a tutti gli organizzatori, i relatori e i partecipanti. L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. L'assessore Manuela Lanzarin. Bene, lasciamo la parola al Presidente, Alessandro De Carlo. Grazie Oscar, grazie Gina. Buongiorno, bello essere qua questa mattina in questo posto, tra l'altro molto bello. Devo dire che la scelta che hanno fatto i responsabili è stata ineccepibile e mi piace molto. Poi con questa giornata bella sarà anche piacevole le pause, i momenti di pausa. Quando mi hanno chiesto cosa ne pensavo dell'idea di questo convegno, io ho da una parte capito, li conosco da tanti anni ormai, la loro idea di una formazione approfondita su tematiche tecnicamente complesse. Dall'altra parte io ho una forma mentis su un pochino diversa e per questo ci integriamo bene, e mi sono detto, cavolo, stavolta andiamo a toccare veramente un tema di rilevanza politica sociale totale. Io mi ricordo la prima volta che io mi occupo di banche fondamentalmente come psicologo, quindi sono un po' più arido sotto questi aspetti. La prima volta che mi sono trovato veramente di fronte, in gigantografia proprio, il problema della famiglia, ero in Russia e vedo sto cartellone gigantesco con Gagarin, e il mio russo non è il massimo della vita, però dice, anche lui era il terzo. Il terzo di che? Gagarin, eroe nazionale, primo uomo nello spazio, ecco, ancora molto famoso in Russia. Allora poi chiedo a un'amica dell'università, una collega, ero in dottorato, gli faccio, sì, ma Gagarin, poi ne avevo visti altri, c'era, se non sbaglio, anche Tolstoi. Cioè, cos'è sta roba? Cioè, è la campagna che Putin ha fortemente voluto per il terzo figlio. Cioè, Gagarin era il terzo di 3 figli, quindi il messaggio alle famiglie russe è anda a essere al manco 3. Allora poi ho cominciato a... No, voglio molto bene i russi, ho vissuto in Russia tanto ai tempi del dottorato, è stata anche una bella esperienza. Comunque, da lì poi mi sono un po' interessato. In effetti, tutta una serie di questioni legate alla famiglia, alla maternità, anche alla popolazione, sono assolutamente rilevanti. Nei casi più occidentali,
noi pensiamo, vabbè, a parte il Family Day, no, il Family Day, come si chiama il coso? Il Fertility Day, ecco, l'ho rimosso. A parte il Fertility Day, che ha avuto forse meno effetti positivi di quelli che avrebbero dovuto essere, noi abbiamo il problema che qui, diciamo, tra desiderio e bisogno, però sembra che siano argomenti di cui, al di là del tecnico come parliamo oggi, quasi non si possa parlare, perché ci sono veramente una miriade di visioni della vita, del mondo, della società contrastanti. Dice, tra desiderio e bisogno, però tu Stato o tu professionista non me lo devi dire perché comunque decido solo io. Vabbè, te lo dico, ma non è che sia un'imposizione. Oppure abbiamo questioni da una parte religiose e dall'altra di avversione alla religione. Poi ci sono casi anche estremi, Voi basta che chiediate a un qualunque legati appunto alla maternità e alla popolazione, chiedete a qualunque serbo che cosa pensa di quello che è successo in Kosovo e loro ti dicono, beh, gli albanesi facevano 10 figli, noi 2, e alla fine sono diventati di più di noi e poi hanno detto che il Kosovo è albanese. Questo è una storia che mi è stata detta più volte. Ovviamente gli albanesi hanno un'altra idea e io non sono un esperto di Balcani così forte da poter dire che cosa è vero, che cosa no, però è una storia che ho sentito molte volte. L'invecchiamento della popolazione, questo pure io come lavorista lo vedo chiaramente. Noi in psicologia del lavoro ci stiamo preparando a costruire sistemi per far lavorare meglio i lavoratori anziani, perché abbiamo meno persone, meno giovani. L'ultima volta che c'è stato un drastico calo della natalità, registrato anche dagli storici dell'epoca, non l'ultima volta, però la volta più evidente, è stato alla fine dell'età d'oro dell'impero romano, prima delle invasioni barbariche. E poi è successo questo, quindi a queste questioni si lega anche l'immigrazione. Uno dei discorsi è che c'è bisogno di aumentare la popolazione. Insomma, si tratta di discorsi che hanno una grandissima rilevanza sociale. E allora dice, però noi oggi parliamo di questioni psicologiche, perché ho preferito io, prima che si inizi a parlare di questioni che ci interessano da un punto di vista tecnico, fare questo piccolo preambolo del posizionamento sociale di questo argomento. Se lo Stato non può dire che cosa è giusto fare, ci ha provato, non ha funzionato un granché, forse funziona di più in Russia, ma nella nostra cultura occidentale, italiana, lo stato etico è un po' superato, è difficile che lo Stato ti dica cosa è giusto, cosa non è giusto. La Chiesa ha meno appeal, forse, almeno in certi strati della popolazione, di quanto non possa aver avuto in passato. Allora, la presenza di professionisti formati che per loro natura, lo psicologo, anche per codice deontologico, non può essere direttivo riguardo alle scelte individuali delle persone, però può essere un esperto che ti sa accompagnare e consigliare, nel senso di consulenza, aiutare, supportare, diventa un presidio fondamentale in questo periodo storico, anche perché una mia assolutamente ingenua interpretazione, almeno parziale, è che il calo delle natalità in questo momento sia anche legato a una grande paura del presente e del futuro. Quindi il problema diventa psicologico tout court, lato sensu, di identità, di visione di dove stiamo andando, del fatto che sia un investimento che si può o non si può fare. Quasi quasi c'entra anche la psicologia economica. Insomma, la complessità è tanta e tale che io, da non diretto esperto della materia, lascio la parola a chi invece ne sa molto più di me sul come. Però da persona che rappresenta questa comunità professionale da ormai 5 anni e qualcosa, so vedere dove c'è una rilevanza della nostra professionalità per le persone e per la società, e vi posso dire che questo è uno di quegli argomenti su cui la nostra professione non solo può fare la differenza, ma deve fare la differenza, perché ricordiamoci che aiutare le persone è
La mission che ci siamo scelti è il nostro mandato etico, non ce l'ha ordinato il dottore di fare questo mestiere, ma lo facciamo perché sappiamo di poter portare salute, benessere, consapevolezza e in questo caso anche libertà nelle scelte, che al giorno d'oggi sembra essere alla portata di tutti ed è la merce più preziosa che ci sia, ma in una confusione totale e lasciati da soli la libertà non esiste, esiste soltanto confusione e spaesamento. Quando c'è una chiarezza, allora lì si può avere la libertà di scelta e noi possiamo essere sul territorio, tutti voi, siamo tantissimi, e tutta la comunità professionale, siamo 10.000 su tutto il territorio, possiamo essere quei presidi veramente vicini alle persone, alle famiglie, professionisti accessibili che aiutano a fare chiarezza e aiutano ad avere la possibilità di scelta e quindi la libertà. Per cui mi raccomando, attenzione a tutto quello che si dice oggi, impariamo tante cose belle e poi portiamole fuori per il bene delle persone. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Presidente, sempre efficace, sempre provocante. Allora, ovviamente quando abbiamo pensato a questo convegno ci siamo resi conto, no? Abbiamo provato a pensare cosa significa avere davanti una donna che vuole un bambino, una coppia che vuole un bambino e qual è la complessità che dobbiamo tenere presente quando lavoriamo, cosa vuol dire diventare mamma, cosa vuol dire diventare papà, cosa vuol dire diventare famiglia, come cambia la famiglia e quando la gravidanza non va bene, quando ci sono dei problemi di salute, quando si perde il bambino, quando proprio non arriva, quando non lo possiamo avere, quando si arriva all'adozione, quando va a buon termine la gravidanza, ma poi mi capita di avere un problema psicologico. Allora abbiamo pensato di mettere insieme questi argomenti, anche perché vi lancio anch'io una piccola provocazione sulla durata che avrete nel restare qua, perché io farò l'ultimo intervento e all'ultimo intervento vi dirò cosa succederà il 20 settembre, ma non ve lo dico adesso. Ok? Allora è chiaro che ciascuno di questi argomenti meriterebbe e avrebbe senso essere un convegno a sé stante per la complessità, ma abbiamo voluto creare una sorta di bignami per avere presente tutti questi argomenti.